Amici bellini, Cherki, che poi non lo so se si chiama Cherki perché lui è Algeri Gulab, è algerino però è francese e quindi come lo chiamiamo ci porremo il problema più tardi, o Yeremai o Yesterday, non lo so, never, dobbiamo ingannare il tempo immagino, quindi cominciamo. Allora, vi avevo promesso anche la simulazione che avevo già fatto e che ho scoperto che è andata perduta perché stavo liberando, quindi non saprete mai come è finita originariamente. Adesso facciamo una seconda simulazione e vediamo come va. Intanto però escono notizie, si rincorrono notizie sul sostituto di Kvar, togliamolo da mezzo perché continuano ad arrivarmi tutte le cose. Allora ci ha messo 6 mesi, la trattati. Vi prego, punto, perché sennò non ne usciamo più. Male, Kvara, andiamo avanti perché altrimenti non pensiamo alla squadra. Si è parlato troppo poco dell'Atalanta e voglio parlarvi del sostituto perché il Napoli lo deve fare il sostituto. Non facciamo sciocchezze che non c'è bisogno, c'è Neres. No, al posto di Neres chi viene? Perché sostituire Kvara con Neres lo accetto, ma al posto di Neres chi viene? Ti sei tolto pure a zero. Quindi andiamo a vedere come va a finire questa partita. Benvenuto Stavenart, staveti bene Kvara, staveti bene. E lasciate un like adesso perché non so come va a finire la partita, quell'altra è andata perduta. E poi facciamo un discorso su Cherki e Yeremai perché il sogno tutti mostrano dicendo tutti e due, vediamo magari, perché non sarebbe male tutti e due, tu ti pigli due che possono andiamo a giocare, mi sposto al volo, vediamo chi sceglie Deron e Lobotka, ecco, proprio in fase di regia e costruzione. Le ultime notizie danno di un Olivera recuperato, mettiamolo dentro sperando che stia bene. Via Kvara dentro gioielli, anche perché tu ti puoi portare dentro Philip Billing che in questo momento non c'è, Caprile non c'è, ma giusto per sfizia, Zerbino non c'è, in panchina chi c'è? Ci siamo portati in Gong, cioè in Gong era Spadori e vabbè, andiamo a vedere, vabbè, c'è Asa, non ci dimentichiamo Asa. La live è già pronta, potete andare a lasciare i like preventivi, la live post partita. Andiamo a vedere, non vi dirò mai com'era finita la prima partita. Pigliamoci a Lukman, Atalanta darà a te Lukman a gennaio, non te la dà. Tra l'altro anche Lukman aveva i mal di pancia col PSG, ve lo ricordate? Non mi piace, si pattina e la vedo una partita difficile, ecco qua. Bravo anche Sa che macello, ok. Dai Neres. Bravo Neres, figlio di sta palla. Politano è di testa no. Yeah. Tutto il bene, ma col destro, bravo, vai Neres. Bella palla. Troppo lungo. Carne secchi, hai preso fuori da là. Bello Lobotka, vai Neres. Cerca Meccato. Bravo Juan Jesus. No, male Juan Jesus. Prima bravo, poi male. Ricordate l'altra partita era prima male, poi bravo. Attenzione. Non vi squagliate. Bravo Oliver. Bravo Rachmani. McTominay, Lukaku spa. No, maronna mi Meret. Sembrava facile, questa era difficile, ma la prima sembrava facile abbastanza. Non è mai fallo. Bravo anche se tira forte. Lukaku. Maronna. Primo tempo tosto, tosto sì. Questo dovrebbe essere il video di intrattenimento perché già vi siete visti, immagino, Milan-Juventus o Juventus-Milan. Già ve lo siete visti, questa è l'attesa tra Juventus-Milan e la partita nostra. Bologna di Italiano sta viaggiando, sta macinando, il Monza l'abbiamo salutato già, non mi sembrava il caso di coltivare speranze. Maronna mia, non ti distrarre, la partita nostra più importante. Bravo Juan Jesus. Olivera niente, no, rimane fermo, guardi, io mi metto qua proprio per farlo entrare, niente, non si muove da là, neanche a pagarlo, ma è una roba clamorosa, ma per favore. Voiner, c'è McTominay in mezzo, bravo Lobo, e Lucacone.
Lucacone. Come resiste? L'ho botto un po' telefonato, ma se ogni tanto sa da tirare. Guarda, non risponde ai comandi. Bravo Juan Jesus! Mannaggia. Ecco la profondità. Maro, questa è la cosa che vi volevo far vedere. Tira forte. No, mamma mia, come funziona niente, non rispondono alle mie voglie. Guarda là, lo bot trasparente, era sulla linea di passaggio. Come si pattina. L'ho passata a McTominay, no a Lukaku. Adesso c'è la McTominay. Tira forte. Dai. Neres esausto, mannaggia. Come perdono tempo, Going. I piedi storti. Signori, stanno perdendo tempo. Passaggio indietro. L'AI dell'Atalanta. Passaggio indietro a Carnesecchi. Melina. Cose che l'Atalanta non fa. Da là. Squadra verticale. Guarda là. Proprio per farmi andare in fretta. È una cosa spettacolare. Veramente. Manco solo Brescianini che leva palla a McTominay. Metta Mazzocchi. Che chioni sciugaccia. Vai Mazzocchi, mettilo per bravo. Veramente il Real Madrid. No, quale Real Madrid? Il Manchester City, il Barcellona di Guardiola. Mai vista una cosa del genere? No signori, non lo accetto, E vi dico di più. Voi potete crederci o meno. L'altra partita che è andata persa, io l'ho vinta 3-2. Attenzione, non gridiamo vittoria, non gridiamo sconfitta. Simeone. No, è impossibile. Quando lo scripting ti ha deciso che devi perdere. L'altra partita io l'ho vinta 3-2. Hanno fatto 2 gol nel finale. Di conseguenza finisce 3-3. È pareggio e non c'è proprio nulla di cui discutere. Allora, nell'ordine, si è parlato prima di lui e ho visto poche immagini, devo vederne di più. Però ho visto la famosa bicicletta, no? La cosa tipo alla Neymar che salta l'uomo in bicicletta. Quelli sono i ciclisti. Se fai una cosa del genere al Maradona, se ti riesce, state buoni. Ti chiamano Reiere Maradoni, Maradomai, ti chiamano immediatamente così. Se la fai e non ti riesce, sei bollato a vita come un giocatore che pensa solo a se stesso. Signori, noi dobbiamo avere memoria, dobbiamo essere pronti, eccetera, eccetera. Dobbiamo sapere che il nostro tifo non è dolce di sale. Se cominci molto bene, ti perdonano alcune cose durante il percorso. Poi dopo c'è un limite dove comincia a mormorare, eccetera, eccetera. Quindi ho un po' paura, molto forte, molto frullantino, frulla quella fascia sinistra. C'è un errore qua su Sofascore perché lo porta mancino, ma non è mancino, è destro, e macina chilometri su quella fascia sinistra, quindi è proprio il classico esterno a piede invertito. È un po' bassino però, potrebbe ricordare, insomma, senza gli insigne dell'epoca, nel senso esterno sinistro col piede destro che va, però punta molto di più l'uomo, è molto più driblomane e sta facendo molto bene. Però parliamo di Serie B spagnola, il che è giustissimo per un giocatore giovane, deve fare il suo percorso, eccetera, eccetera. Se tu prendi questo, è chiaro che è una riserva e non è un titolare, e il problema di essere una riserva è che non fai le esperienze che deve fare in questo momento per crescere e per esplodere. Diverso è il discorso per questo qua, che comunque è molto giovane, anzi è più giovane. Però io quello che ho visto a livello di numeri e proprio di numeri in campo, dei video che ho visto, è uno degli assoluti ambidestri del calcio internazionale, perché tira proprio da fermo col destro e col sinistro. Nei vari highlights ho rivisto quella punizione di Zielinski che fa lo schema del Borussia Dortmund, Zielinski che batte una punizione col Napoli di sinistro, è una cosa rara. Ricordiamo Simone Verdi e pochi altri esempi. Questo qua è molto ambidestro, Cherki, e parliamo del Lione. Già un altro livello di esperienza. Guardate come sono alti i punti dove è forte, cioè attacco, ovviamente nella tecnica, nella creatività. Guardate come è difficile trovare giocatori così bassi a livello difensivo e a livello tattico. Quindi questo è un giocatore che Conte deve prendere, deve mentalizzare, ci deve lavorare su. Quindi un altro giocatore che non sarebbe pronto nell'immediato, probabilmente ci devi lavorare su, ci devi fare un lavoro mentale importante, perché questo è un crack assoluto se riesce a mentalizzarsi. E Conte probabilmente è l'unico, non l'unico, ma uno di quei mister, di quegli allenatori che può mentalizzare un giocatore come Cherki, che per me a livello tecnico non se
ne vede proprio nessuno. Prendete Garnacho, prendete Adeyemi, prendeteli tutti. Questo qua per me a livello tecnico non se li vede nessuno, nonostante quando fai il paragone con Kvara ci porta più attacco Kvara, perché Kvara c'ha più gol proprio nelle gambe, meno creatività Kvara. Come tecnica siamo là, no, io non sono d'accordo, per me Cherki c'ha più tecnica di Kvara, fase difensiva uguale, e a livello tattico Kvara è più prezioso. Quindi ascoltiamoci a Kvara, ascoltiamoci a passare e vediamo chi può arrivare, perché se veramente il Napoli riesce a fare questo colpo, mica male, può sta tutto a Conte a utilizzarlo al meglio. Però qualcuno deve arrivare, capiamoci. Dele Alli che va al Como. Vabbè, signori, per parlare di campo voi lasciate un like e lascio parlare l'amico Giovanni di AI Shed, perché questa azione che era capitata nella partita precedente potrebbe riproporsi, perché era rara. Nella partita precedente non avevamo tutta questa profondità, ecco perché Lukaku si arrabbia moltissimo. Scusate un po' il bicarbonapoli. Ascoltate, perché ci potrebbe essere come piano gara più situazioni del genere e il Napoli deve fare la scelta giusta, la lettura, la scelta che non ti consiglia in quel momento l'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale successivamente ti dice questo avrebbe potuto darti così. Quindi ascoltate con attenzione e se poi si verifica veramente, voi vi iscrivete pure al canale. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lascio parlare Giovanni. L'azione che andremo ad analizzare è quella del 13° minuto, in cui Di Lorenzo tiene palla e passerà lungo in profondità a McTominay. Questa azione è importante per sottolineare 3 aspetti: l'importanza del max gain, l'importanza delle transizioni da uno stato all'altro, da una funzione all'altro di ogni singolo giocatore e la lettura da parte dell'algoritmo delle azioni ormai codificate del Napoli in zona d'attacco. Nella prima slide vediamo subito che la probabilità da parte di Lorenzo di portare palla è molto alta, una probabilità che gli consentirà di transitare dalla sua configurazione di possesso alla sua configurazione di passaggio che andrà a scaricare o su Lukaku o su McTominay. L'eventuale scarico del passaggio su Lukaku porterà Lukaku a tenere ancora palla, perché il movimento di Lukaku è un movimento sul laterale, sul vertice alto sinistro dell'area di rigore del Verona. L'eventuale passaggio lungo su McTominay porterà McTominay ad avere più probabilità di entrare in area di rigore e quindi creare un'azione da gol, ma la marcatura stretta del difensore del Verona l'algoritmo consiglia di vincolarsi e quindi eventualmente tentare un dribbling. Vediamo come il max gain è basso a 0,35 perché abbiamo una fase di transizione a centrocampo. Nella seconda slide sostituiamo McTominay con Politano e vediamo subito attraverso il max gain come l'algoritmo legga le azioni ormai codificate del Napoli. Max gain che è aumentato rispetto alla slide precedente, questo a riprova che Di Lorenzo andrebbe a passare lateralmente a Politano, che sfrutterà eventualmente il movimento di Lukaku sul vertice alto sinistro dell'area di rigore avversaria. L'eventuale sponda di Lukaku abbiamo visto durante la partita in quella particolare zona di campo come potrebbe liberare al tiro o comunque andare a scaricare su un compagno libero.